al terzo episodio del podcast Etere, siamo qui con Ale Puro. Ciao a tutti, grazie per avermi invitato. Ciao, allora volevamo farti delle domande. Allora, la prima domanda è: da dove è nato il tuo nome d'arte? Allora, il mio nome d'arte è nato quando ho cominciato a fare i graffiti, all'età di 16 anni, quando dovevo trovare uno pseudonimo, un nome d'arte, per poter poi dipingerlo per le strade, no? E praticamente è nato quando mi hanno detto: devi trovare un tuo nome d'arte perché non puoi utilizzare il nome vero quando vai a dipingere. Allora ho cominciato a provare, disfare tutto, è stato un po' complicato, fino al momento che per caso le cose magari migliori, quelle che ti piacciono di più, e poi alla fine arrivano per caso. Ho trovato questa scatola di sigari, qui in Italia c'è il toscano per esempio, e in Sud America questi sigari qua erano sudamericani e si chiamavano puros, quindi c'era scritto a caratteri cubitali sopra la scatola puros. Ha incominciato a piacermi sia come lettere, perché devi guardare anche il lato estetico, disegnandole poi devi guardare il lato estetico della lettera, e mi piaceva anche come significato. Allora ho incominciato a utilizzare questo, molte volte magari togliendo la S, molte volte scrivendo anche solamente pur per un fatto estetico, perché mi faceva slanciare di più la gamba della R, e poi però mi firmavo puro ed è rimasto quello. Ok, com'è nata la tua passione per il disegno? La passione per il disegno c'è sempre stata, secondo me. Ho sempre disegnato dalle elementari. Allora, premesso che non sono mai stato bravo, mi è sempre piaciuto, ma non sono mai stato molto, molto talentuoso in particolare, tutto. Una cosa che mi ricordo alla scuola materna, per esempio, ero proprio scarso nel fare le grechine, cioè era un dramma per me fare sempre le grechine, quindi seguire quelle cose lì. Poi all'elementare ho cominciato ad appassionarmi alla cosa dei fumetti, e quindi da lì disegnarli un po' da personaggi come più della mia età, della mia generazione, o delle generazioni anche passate, perché Diabolic era generazione precedente alla mia, poi a me piaceva molto Dylan Dog. Comunque il fumetto mi ha un po' introdotto sulla cosa del disegno. Da lì alle medie con un mio amico avevamo la passione del basket, e quindi facevamo le caricature dei giocatori di basket. La cosa man mano è andata avanti. Diciamo che la passione per il disegno nasce da quello. I tuoi genitori hanno supportato la tua passione? Sì, hanno sempre supportato, magari all'inizio hanno supportato la cosa del disegno, ma facevano un po' più fatica a comprendere la cosa dei graffiti, perché c'è differenza tra il disegno e il graffito. Molte volte uno parla di graffiti e la va a intendere come una cosa di vandalismo. Io non ho mai fatto quello, cioè c'è sempre comunque da differenziare la cosa tra chi scrive Forza Inter o cose così, o Viva la scuola. Proprio chi scrive Viva la scuola è più ribelle, perché comunque io ho sempre fatto in contesti, in parte anche dove avevamo dei permessi per dipingere e tutto, ma ho sempre messo la cosa più artistica della scritta, quindi senza fare con l'intento di imbrattare, ma con l'intento di rendere più bella una cosa. Quindi sì, diciamo che poi col tempo anche questa cosa qui l'hanno capita, e niente, l'hanno supportata un po' di più. Ok, perfetto. Come definiresti il tuo stile? Il mio stile lo definirei un po' più che altro naif, nel senso che a me, nonostante tutte le cose perché poi ho studiato a Brera, mi sono sempre interessato anche della storia dell'arte, tutto da quando c'era una prof alle superiori di economia aziendale che, vedendomi sempre disegnare e fare le cose sui graffiti, mi ha detto: guarda, ma sai che c'erano dei ragazzi che erano partiti dai graffiti e poi hanno tramutato la loro cosa in arte, sono diventati degli artisti molto, molto famosi, no? Come
faccio l'esempio Keith Haring o Jean-Michel Basquiat, comunque negli anni '80, quando spopolava la cosa dei graffiti a New York, poi sono diventati proprio dei veri e propri artisti internazionali. E questa cosa qua praticamente mi ha fatto capire un po' di cose, avere dei gusti sul mondo dell'arte, e appunto mi ero appassionato un po' di più sotto questo aspetto. Però, nonostante mi piacessero tanto diversi stili, diverse correnti artistiche, io ho sempre cercato di fare le cose per modo mio, quindi magari ci prendevo un po' di più per imparare un po' di tecnica, ma la facevo nel mio stile, no? Questo mi ha fatto un po' crescere da autodidatta, quindi molte cose sono un po' naif, anche per poi un gusto personale. E comunque mi ispiro ora come ora tanto al mondo dell'illustrazione per i ragazzi. Quando hai dipinto l'aula in onore a Federica Griffa, come ti sei sentito? Allora, mi sono sentito, prima di tutto mi piace lavorare in un contesto come nelle scuole, così, e come ogni lavoro che mi commissionano, mi piace molto il fatto del poter partire da uno spunto dove ci sia già qualcosa di iniziale, no? Una base. Qui in questo caso mi è piaciuto il fatto che mi hanno coinvolto per una cosa così importante, prima di tutto per quello che fa l'associazione, e poi mi piaceva anche lo spunto che era qua nell'aula, nel senso che l'aula era già stata dipinta con i colori dell'associazione, quindi il giallo, e poi c'era questa striscia azzurra, e io sono partito da quella striscia lì creando poi altre immagini, quindi è stato molto stimolante anche per me partire da un segno astratto, poi creare delle immagini. Perfetto. Secondo te la street art è un mondo rivolto solo ai giovani o è anche compatibile con i più adulti? La street art è un mondo anche compatibile con gli adulti, specialmente adesso che è diventata, diciamo, una corrente artistica anche questa. Prima magari è una cosa che iniziano tanto i giovani, però adesso è diventata una cosa da galleria d'arte, nel senso che comunque lo collezionano anche gli adulti. E una cosa importante della street art sono le tematiche che si affrontano. Lo street artist, magari c'è lo street artist che l'affronta in modo un po' più diretto, c'è quello che l'affronta in modo un po' più velato, però raccontano sempre temi attuali e importanti che riguardano soprattutto anche le persone adulte. È una corrente artistica perché è uno stile che penso sia nato, diciamo, dopo all'inizio del 1900, così, che c'erano diverse, dal realismo, impressionismo, tanti lavori di questi artisti si potevano considerare naif, quindi che è un po' come andare oltre, diciamo, il disegno classico, l'immagine classica, quella che era, quindi violare alcune regole che c'erano nella tecnica del disegno. In parole povere è un po' come essere un autodidatta, nel senso che quando io incomincio da autodidatta non so che ne so, vi faccio un esempio, la testa deve essere nel disegno anatomico, deve essere in proporzione con il corpo umano, cose così, no? Quindi uno è molto più libero di fare dei disegni che magari tecnicamente non sono così precisi, però poi sono belli. Io ho sempre seguito un po' questo filone qua. Per farvi un esempio, ci sono tanti disegni, anche o dei cartoni animati, oppure dei fumetti, come per esempio vi ho citato, non so, Scottex Magazine, così, oppure anche i Simpson, non lo so, dei personaggi che comunque sono quasi un po' più, si va quasi più sulla fantasia, no? Questo permette di fare delle cose naif. E io sono partito da quello, quindi non avendo delle basi, facendo poi il lavoro un po' a modo mio, creandomi uno stile mio. Ti ha mai creato dei problemi essere un autodidatta al lavoro? Allora, essere un autodidatta ti crea magari dei problemi iniziali. È una cosa
ha i suoi pro e i suoi contro. Quindi all'inizio sì, sei svantaggiato perché chi parte già con delle basi è aiutato da delle tecniche che ha imparato, mentre tu trovandoti senza queste basi fai un po' più fatica a prendere il ritmo. Però dall'altro lato, senza queste tecniche qua iniziali, ti crei tu uno stile tuo. Questo poi ti avvantaggia poi successivamente. Ci potresti spiegare la differenza tra street art e disegno? Allora, la differenza tra street art e disegno, diciamo che più che tra disegno e street art, c'è la differenza è tra il writing e la street art. Entrambi vengono dal disegno, perché al di là del writing che comunque, anzi, ve la chiedo a voi la differenza tra writing, secondo voi, nel senso, qual è? Simone, dimmi te, secondo te qual è la differenza? Poi vi do la soluzione in Va bene, caso. street art ha, secondo me, è tutto sul tipo di scrittura, che la street art è un tipo un po' più per immaginazione, fatto con tanti colori, oppure stravagante, diciamo, qualcosa che ritorni alle street, al rap, queste cose. Poi il writing mi sembra più qualcosa di, come si può dire, dall'inglese fancy, qualcosa in cui devi essere bravo, devi avere proprio uno stile pulito e un po' più sgargiante. Ah, ok. Allora, no, più o meno il contrario, nel senso che writing, sì, forse la parola writing, scrittura, ti può confondere. In italiano noi infatti li chiamiamo graffiti, ma a parte che anche all'estero si dice o writing o graffitismo, graffiti. Il writing è basato sulla lettera. Quindi parte da lì, no? Quando hanno incominciato a dipingere, a fare questi graffiti, vabbè, il termine graffiti c'è dalla preistoria, no? Dalle pitture rupestri, quelle erano chiamate graffiti. L'hanno ripreso poi negli anni '80 perché era un modo di dipingere aggressivo, come graffiare le pareti. Prima di tutto il supporto non era la tela, ma era appunto la parete. E poi l'hanno tramutato in writing perché ognuno per far vedere, perché comunque nasce un po' questa cultura, nasce nella New York degli anni 70-80, nel Bronx principalmente, e i ragazzi per uscire, per farsi vedere, scrivevano i loro nomi, che potevano essere anche dei nomi comuni, oppure dei nomi che si creavano poi nomi d'arte, no? E quello, incominciando a scrivere, a stravolgere le loro lettere, metterli colore e tutto, aggiungendo poi successivamente i disegni, però di base erano lettere, quindi lì poi hanno tramutato la cosa in writing. Mentre la street art comprende, e il writing si fa generalmente con la bomboletta spray, mentre la street art è più un'arte. Street art, arte di strada, quindi si utilizzano diverse tecniche interagendo un po', lavorando con il tessuto urbano. Vi faccio un esempio: se io dovessi vedere una cassetta della posta o che ha il segno, quello per infilare le lettere, no? Il buco che sembra una bocca, io gli disegno due occhi. Lì vado a interagire con quello che mi dà la strada, quindi questa è street art. E in più si possono usare diverse tecniche, non devo per forza usare solamente la bomboletta, posso usare la tecnica dello stencil. Com'è la tecnica dello stencil? Lo sapete più o meno? Sì, vabbè, sovrapponi dei fogli e Sì. con le forme che fai da un foglio metti sopra il colore. Esatto, tipo mascherina, no? Quindi tu da un foglio ritagli le forme che vuoi disegnare e lì vai con la bomboletta spray o con la pittura e lavori. Esatto, quando praticamente da delle forme, da dei semplici fogli di carta ritagli una forma, quindi crei queste mascherine e le utilizzi poi per fare il disegno, o vai a colorare con la bomboletta spray o anche solo con il pennello, la vernice, vai a tamponare, diciamo, sopra queste mascherine e lì ottieni questa tecnica. Poi ci sono altre, magari anche la scultura, diverse cose, c'è la poster art, gli stickers, quindi gli adesivi, quindi
la street art va a inglobare diverse tecniche e diverse culture anche. Perfetto. Comunque io di writing conoscevo per esempio qualche youtuber, no, che lo faceva però come hobby. Per esempio questi youtuber facevano dei video in cui facevano tipo una settimana di writing e scrivevano in un modo un po' preciso, strano. Cioè io conoscevo quello alla fine, poi vabbè adesso che conosco questo un po', adesso ho capito meglio tutto. Poi un'altra domanda che ti faccio è, secondo te il futuro della street art sarà sempre, diciamo, sgargiante o finirà qualche giorno? Allora, la street art, il suo vantaggio, diciamo, è che si sviluppa in varie forme, nel senso che partendo da una cosa, diciamo, più underground, come poteva essere agli inizi degli anni 2000, che non era così supportata e compresa dal mondo dell'arte, poi c'è stato lo step successivo, vi faccio l'esempio di Banksy. Banksy sapete chi è? Sì, stiamo studiando adesso in inglese, penso, sì. Lui comunque, diciamo, con lui si è creata poi questa corrente della street art. Si sono rivalutati tanti altri artisti, anche magari più bravi di lui, solo che lui ha fatto un po' da portavoce di questa corrente. Da lì la cosa è diventata ancora più grande, nel senso che dalla street art che era underground è diventata, diciamo, una cosa magari più da gallerie d'arte, poi dalle gallerie d'arte è diventata una cosa ancora più accessibile a tutti, no? Quindi diventa merchandising, per esempio, e poi viene utilizzato anche per fare delle pubblicità. Adesso si chiama tipo guerriglia marketing, non lo so, a me ce n'era una che mi piaceva tantissimo, che avevo visto che di tempo fa, penso fosse della Fox, del canale televisivo, no? E per pubblicizzare i Simpson avevano c'era la scala mobile che scendeva, no? Si vedeva questa immagine della scala mobile che scendeva, nei gradini della scala mobile uscivano c'erano stampate queste ciambelle. E alla fine della scala mobile c'è questa piattaforma in metallo dove praticamente la scala, in teoria, si livella col pavimento. C'era disegnato la faccia di Homer con la bocca aperta e sembrava proprio che le ciambelle finissero dentro la bocca di Homer, no? Quindi questa cosa qui è una cosa simpatica, carina, però allo stesso tempo fa la pubblicità. Quindi da una cosa di partenza che era più per i ragazzi è diventata anche una cosa più a un pubblico per i più grandi, per i più piccoli, per tutti e secondo me continuerà a evolversi in questo modo, quindi avrà sempre un futuro. Allora, a me è salita questa piccola curiosità e notando sul tuo polso un tatuaggio, volevo chiederti il significato, se aveva qualche significato. Ah, ok. Sì, allora un significato personale, nel senso che io, vabbè, non ne ho tanti di tatuaggi. Forse questo è quello più significativo perché c'è scritto il nome di mia figlia, che è Nina, che ha 10 anni, e quindi, diciamo, è il tatuaggio a cui tengo di più. Io poi ho un altro bambino che ne ha 4, si chiama Romeo, e non ho ancora fatto tatuaggi, quindi devo pareggiare le cose. Però sì, il tatuaggio è quello. E a me mi piace molto anche il fatto dei tatuaggi, anche se non ne ho tanti, perché magari sarò un po' fifone, non lo so, per gli aghi, cose così. Però mi piace molto e anzi la prima persona che mi ha fatto imparare l'uso della bomboletta spray, quindi mi ha addentrato un po' nel mondo dei graffiti, adesso fa il tatuatore. Altri poi che ho conosciuto nel corso degli anni fanno i grafici, quindi lavorano poi, si sono creati un futuro nell'ambito artistico comunque. Vabbè, perfetto, ma comunque dei tatuaggi, questa idea ti è proprio venuta da te o qualcun altro proprio ti ha ispirato a... Dici riguardo questo tatuaggio? O... riguardo No, al tatuaggio, se qualcuno ti ha mai ispirato o l'hai fatto proprio così? no, vabbè, c'è stato il periodo che mi piacevano un po' di più e lì è stato di mia spontanea volontà. Ok, Alepuro, prima di salutarci ti vogliamo fare un'ultima domanda. Hai qualche consiglio da darci per trovare il nostro stile? Allora,
per trovare il vostro stile non ho consigli da darvi, sono cose molto, molto personali. Io l'unica cosa, premesso anche che non sono mai stato bravo né a dare consigli e non sono nemmeno, adesso siamo in un ambiente scolastico, non sono mai stato nemmeno un bravo alunno, no? L'unica cosa che mi faceva, diciamo, approfondire le cose è stata la curiosità. Adesso qui abbiamo parlato di arte, però non è detto che l'arte sia solo nella bomboletta spray o nella matita. L'arte si può sviluppare anche in altri settori, no? Quindi prima di tutto uno deve essere curioso e poi questo essere curioso ti fa fare delle domande e arrivare poi a delle risposte che ti fanno aver chiaro meglio le cose. Questo poi ti permette di capire meglio che cosa ti piace, su che cosa vuoi approfondire ancora di più le cose. È tutto, magari anche nel lavorare con i computer, anche lì è un'arte. In cucina è un'arte pure lavorare con la cucina, per esempio, no? Quindi ogni cosa ha il suo aspetto artistico. Bisogna scavare e cercare di capire che cosa ha più interesse, tutto, e approfondire. Poi ci sono anche i periodi dove le cose sono un po' più complesse, nel senso che io sì, faccio una cosa che mi piace, ma non sempre, anzi molte volte mi capita di fare cose che non mi piacciono, no? Però fa parte di qualsiasi lavoro, non che non mi piacciono, ma magari che mi piacciono meno. Devo seguire magari altre parti, altre cose, tutto, però è una cosa secondo me che si affronta e si fa. Fare una cosa poi che ti piace ti aiuta a portarle avanti, in sostanza. Ok, allora prima di salutarci ringrazierei tutti gli ascoltatori del podcast. Al Grazie. prossimo episodio di Etere, e ringraziamo sempre Ale Puro per essere stato qua con noi. Ciao, grazie a voi e grazie per avermi invitato e alla prossima.